Condannato all'ergastolo Giuseppe Walter Pitteri, il 66enne ex autista CTV che nel dicembre 2022 uccise la moglie Cinzia Luison a bottigliate. Ca' Foscari e UAV condannano le atrocità commesse a Gaza, troppo poco per gli studenti che da giorni occupano gli atenei e chiedono la cessazione di rapporti con diversi enti israeliani. Assunzioni di personale sociosanitario nell'ULSS 3 dopo il presidio in campo San Tomà organizzato da CGIL Veneto. I sindacati sono tornati a far sentire la loro voce. Disagi questa mattina a Mestre, dove alcuni operai al lavoro hanno danneggiato una condotta idrica provocando l'allagamento di Viale San Marco. Venezia va salvata e questo è un primo passo, nessuno ha le pretese di farlo dall'oggi al domani, ma al momento il contributo sta dando una buona risposta, a dirlo il sindaco di Venezia. Decine di interrogazioni alla Giunta regionale aspettano risposta da mesi. La denuncia arriva dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Baldin, che ricorda anche come, secondo regolamento, il tempo massimo debba essere 20 giorni. Grande festa a Venezia per la vittoria a schio dell'Umana Reyer femminile che ha conquistato lo scudetto. Domani festa in Canal Grande con la tradizionale parata di gondole. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca giudiziaria in primo piano con il femminicidio di Cinzia Luison, lo ricorderete, perché la Corte d'Assise di Udine ha condannato all'ergastolo il marito Giuseppe Walter Pitteri. La mattanza avvenne nel 2022 all'interno della loro abitazione di San Stino di Livenza. L'accusa aveva chiesto 26 anni, l'uomo è stato condannato, come ci racconta Filippo Fois, all'ergastolo. Giuseppe Walter Pitteri è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie Cinzia Luison nella loro casa di San Stino di Livenza. I fatti risalgono al 6 dicembre 2022. Al termine di 3 ore di consiglio, la Corte d'Assise di Udine ha riconosciuto l'ex autista CTV colpevole di aver provocato la morte della donna dopo averla colpita violentemente con una bottiglia. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 26 anni, 22 per l'omicidio, 4 per maltrattamenti, commessi sin dal 2000 con abituali condotte di prevaricazione psicologica e fisica. La moglie era stata sottoposta ad un regime di vita tormentato e intollerabile fino all'ultima aggressione che ne aveva determinato la morte. I giudici hanno anche stabilito una provvisionale di 100.000 euro per ciascuna delle 2 figlie della coppia. I senati accademici di Ca' Foscari e UAV hanno condannato le atrocità commesse nella guerra a Gaza. Troppo poco per gli studenti universitari che da giorni occupano entrambi gli atenei e chiedono la cessazione dei rapporti con gli enti israeliani. Sempre Filippo Fois. Assemblea permanente per la Palestina libera nella sede dei Tolentini dello UAV, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, rettorato occupato nella sede centrale dell'Università di Ca' Foscari. Gli studenti chiedono la fine degli accordi con aziende implicate con la produzione di armi e legate allo sterminio del popolo palestinese e con le università israeliane che appoggiano l'invasione della Palestina. A Ca' Foscari, dove da 10 giorni gli studenti dormono in tenda organizzando assemblee, convegni, laboratori e seminari, sono da poco passate le 15 quando la rettrice Tiziana Lipiello scende in cortile al termine di oltre 5 ore di seduta del Senato accademico che ha analizzato le collaborazioni tra l'Ateneo ed enti pubblici e privati israeliani. Il Senato di Ca' Foscari, profondamente turbato dal protrarsi dei crimini di guerra contro la popolazione civile nella striscia di Gaza, torna a invocare l'immediato cessate il fuoco e la ripresa del dialogo tra le parti. Lipiello annuncia agli studenti che dalla mappatura delle collaborazioni di Ca' Foscari con Israele non sono emerse collaborazioni che si prestano ad usi militari. Respingendo la logica di un boicottaggio accademico indiscriminato. Il Senato ribadisce l'importanza di continuare a garantire la libera cooperazione tra ricercatori e ricercatrici. Allo UAV il Senato accademico ha scelto unanimemente di adottare la linea chiara del capo dello Stato Mattarella, basata sui principi di libertà e dialogo, talvolta anche in dissenso dal potere, sempre in collegamento al di sopra dei confini degli Stati, sempre in collegamento con gli atenei di ogni parte del mondo. Gli studenti si aspettavano qualcosa di più.
A Ca' Foscari la rettrice lascia l'assemblea, ma il dibattito prosegue. Siamo rimasti delusi e amareggiati come rappresentanti degli studenti di senato accademico per il fatto che la governance ha risposto con un muro inossidabile rispetto alle richieste trasversali che venivano fatte. Si è deciso di non votare nessuno dei punti dell'appello che era stato portato sul tavolo da rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, del PTA, dei ricercatori e dei docenti. Con Ilaria Marchiori invece torniamo a occuparci delle assunzioni di personale sociosanitario nell'ULSS 3 dopo il presidio dello scorso 30 aprile in campo San Tomà organizzato dalla funzione pubblica della CGIL del Veneto. I sindacati sono tornati a far sentire la loro voce. Abbiamo una graduatoria di operatori sociosanitari in questa azienda di 415 aventi diritto all'assunzione e ne sono stati assunti la metà. Chiediamo che vengano assunti tutti quanti, visto la carenza di organico che c'è in tutti i reparti e servizi di operatori sociosanitari. Vengono sospese le ferie, vengono sospesi i rifogli, non si sostituiscono le maternità. Abbiamo personale che ha vinto un concorso legittimo che è in scadenza a luglio, quindi fra 2 mesi e mezzo è in scadenza, e le ULSS non stanno ancora assumendo. Dopo il presidio dello scorso 30 aprile in campo San Tomà a Venezia organizzato da FPCGIL Veneto, i sindacati sono tornati a far sentire la loro voce per sollecitare la Regione a dar corso alle assunzioni di personale risultato idoneo all'ultimo concorso indetto da Azienda Zero e prorogare i termini delle graduatorie in scadenza il prossimo luglio. Ho fatto il concorso. Ci speravo tanto, anche perché ci ho messo tanta fatica a farlo e quindi non vedo perché, se c'è questa carenza in ospedale, su 415 persone ne hanno chiamato 237, quindi io aspetto con fiducia che spero che veniamo chiamati o che la graduatoria possa essere prorogata in modo di poter far parte un indomani dell'ULSS 3. Tutta l'ULSS 3 che è in carenza, in tutte le sedi, dall'ospedale civile all'Angelo, Dolo, Mirano, Chioggia, non c'è un reparto che non sia carente in questo momento. I sindacati chiedono un'azione urgente anche alla luce di quanto dichiarato dalla Regione dopo l'ultimo presidio. La Regione Veneto si era impegnata, quando abbiamo avuto l'incontro con l'assessore Lanzarin, a dare mandato alle ULSS di procedere velocemente con le assunzioni e lo scorrimento delle graduatorie, ma ad oggi non abbiamo questo segnale. 2 studenti universitari, una 21enne e un 26enne di Mestre e Verona, sono stati arrestati dai carabinieri per aver rapinato un cameriere 29enne di origine eritrea lo scorso 11 febbraio a Torri del Benaco. L'hanno colto di sorpresa alla fine del turno di lavoro, bloccato e aggredito per strappargli gli oggetti personali e fuggire. Il provvedimento emesso dalla Procura Scaligera è stato eseguito dai carabinieri di Torri del Benaco con i colleghi di Mestre e Verona. I 2 giovani sono stati portati presso le proprie abitazioni di Mestre e Verona. Vi raccontiamo adesso di un'evasione fiscale da oltre 2 milioni di euro, un'operazione nazionale della Guardia di Finanza che ha interessato anche Venezia. 44 perquisizioni in tutta Italia e 4 arresti nell'ambito di un'operazione che ha permesso di far luce su una frode fiscale nel settore dei materiali inerti. Blitz della Guardia di Finanza di Rimini che ha operato anche in provincia di Venezia, oltre che a Ferrara, Forlì, Roma, Chieti, L'Aquila, Benevento, Caserta e Napoli. Il GIP ha disposto il carcere per 2 imprenditori e gli arresti domiciliari per altre 2 persone coinvolte nell'inchiesta, oltre al sequestro preventivo di 5 complessi aziendali. Gli indagati sono accusati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, trasferimento fraudolento di valori e calunnia. Inoltre sono stati eseguiti sequestri che ammontano a oltre 2 milioni di euro pari al profitto dei reati. Attimi di preoccupazione questa mattina intorno alle 10 a Mestre. Una ditta che lavora per conto di Enel ha danneggiato una condotta portante dell'acquedotto di 600 mm di diametro all'incrocio tra Viale San Marco e Via Molmenti. Immediate le ripercussioni sulla rete idrica della zona e buona parte della terraferma, con l'abbassamento di pressione e assenza di acqua ai piani alti. La zona si è allagata mentre dalla centrale i tecnici operavano per isolare e bypassare la falla. In meno di un'ora la pressione è tornata normale, oltre ai danni provocati dalla rottura della condotta, per cui Veritas chiederà conto a Enel. I tecnici stanno verificando eventuali danneggiamenti al cantiere di posa delle fognature.
Venezia va salvata e questo è un primo passo, nessuno ha le pretese di farlo dall'oggi al domani, ma al momento il contributo d'accesso sta dando una buona risposta. Queste le parole del sindaco di Venezia, Brugnaro. Venezia va difesa, penso su questo almeno siamo d'accordo tutti. C'è chi ha mille perplessità che poi spesso fanno rima con contrarietà in generale e chi invece prova a trovare delle soluzioni che non è detto che siano le migliori, magari ce ne sono sicuramente più avanti migliorative, ma sicuramente questo contributo serve per far capire anche culturalmente l'importanza di questa città. Pensavamo di risolvere tutto domani mattina, non l'ho mai detto, non ho neanche mai pensato. Certamente è un passo, adesso dobbiamo avere dei tempi per poter controllare quando non viene messo, dovremo controllare se ci saranno anche gli strumenti e se non ci sono bisogna applicarli per contare le persone proprio fisicamente per capire se è migliorativo o no, se in qualche modo crea quell'effetto dissuasione per periodi di picco, perché questo era l'effetto, se dobbiamo affiancare a questo effetto altri, se dobbiamo rimodulare le cose, lo faremo tranquillamente un dibattito pubblico, ma non c'è motivo di essere così astiosi. Parlo di poche persone, però fanno tanto rumore. La Giunta Comunale di Venezia ha detto sì al progetto di ampliamento dell'area 6 ettari nel parco di San Giuliano e al completamento della piazza della Laguna. L'obiettivo, ha commentato l'assessore ai lavori pubblici, è di offrire alla comunità una nuova area verde dotata di impianto di illuminazione, reti di drenaggio, arredo urbano e piantumazione di specie vegetali adatte all'accrescimento del comfort e della biodiversità con attenzione alla sostenibilità ambientale. L'investimento è di 1.700.000 euro. Un progetto, questo fortemente contrastato da migliaia di residenti con raccolte di firme e manifestazioni. Così dunque a San Giuliano. E noi ritorniamo alla politica, andiamo a Palazzo Ferrofini per parlare di mancate risposte. Oggi mi sono trovata costretta per l'ennesima volta a sollecitare il Presidente del Consiglio regionale proprio per chiedergli di intervenire presso la Giunta regionale per rispondere alle interrogazioni di noi consiglieri regionali. Nonostante l'articolo 111, comma 3 del regolamento consiliare imponga alla Giunta di rispondere entro 20 giorni dalla trasmissione dell'atto, in Regione Veneto ci sono 38 interrogazioni a risposta scritta ancora in attesa di essere trattate. La più vecchia risale a quasi 3 anni e mezzo fa, gennaio 2021, in piena pandemia. L'aveva depositata la capogruppo del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, chiedendo di valutare l'apertura degli ospedali dismessi per accogliere i pazienti non contagiati dal Covid. Le interrogazioni sono uno strumento, l'unico strumento che hanno a disposizione i consiglieri proprio per monitorare e controllare l'operato della giunta regionale. Ma sono le richieste dei cittadini, perché noi consiglieri siamo semplicemente la longa mano dei cittadini che stanno al di fuori di questo palazzo. Quindi è necessario che venga data una risposta tempestiva. Ci sono addirittura interrogazioni che risalgono al periodo Covid 2020 e inizio legislatura. Questa cosa è assolutamente inaccettabile, non la possiamo più tollerare. Gli argomenti delle interrogazioni sono i più disparati, dalla sanità alle barriere architettoniche, dai bivalvi al FAS, dagli incidenti nei luoghi di lavoro alla qualità dell'aria. Per Erika Baldin è singolare, oltre ad essere un po' inquietante, che tanti argomenti siano stati posposti, cassati, silenziati sotto la sabbia del tempo, privando i cittadini veneti di certezze e conoscenze rispetto a temi cruciali. Non è la prima volta che solleviamo questo problema e oggi in aula, insieme alle colleghe dell'opposizione, lo abbiamo fatto presente un'altra volta. La pubblica amministrazione dovrebbe essere la casa di vetro dei cittadini. In questo modo non viene rispettato il principio fondamentale derivante dalla nostra Costituzione e dalle nostre leggi. Voltiamo decisamente pagina allo sport, grande festa a Venezia per la vittoria a schio dell'Umana Reyer femminile che ha conquistato lo scudetto. Domani festa in Canal Grande con la tradizionale parata di gondole. Qua in alto, campione d'Italia per la stagione 2023-2024. Let's go! Le ragazze di coach Mazzon si sono imposte anche a schio, conquistando partita, serie e scudetto. Il quarto titolo nazionale della storia, 3 scudetti, una Coppa Italia. Un obiettivo che la squadra ha seguito giorno dopo giorno dall'inizio. Primi dall'inizio, primi alla fine. Chiaramente nessuna sconfitta ai playoff, ci eravamo dati un obiettivo, speravamo di realizzarlo e abbiamo fatto un grande lavoro. Sono felice
quando c'erano i momenti difficili ci siamo strette assieme e abbiamo reagito. E con la tenacia che caratterizza la squadra ce l'hanno fatta. Difficile nascondere la commozione per coach Mazzon. Se siamo qua è perché c'è stato un aiuto immenso dietro la squadra e realmente la società ha fatto un lavoro maniacale su tanti dettagli e non ultimo il recupero fisico di Santucci e di Kubai, e sono davvero felice. E poi anche una cosa che mi dispiace molto, che aveva 39 di febbre oggi, ma Gaia Gorini non è qua perché un pezzo di questo è anche suo. L'Umana Reyer celebrerà il titolo nazionale a Venezia giovedì mattina con la tradizionale parata sulle gondole. Andiamo adesso a Quarto d'Altino per l'inizio di un cantiere molto atteso. Finalmente partono i lavori di sistemazione del percorso della memoria. Il comune di Quarto d'Altino ha intrapreso i lavori di rinnovo della pista ciclabile del percorso della memoria, un itinerario cicloturistico di grande valore paesaggistico e storico. Il progetto, del valore di oltre 367.000 euro, prevede la riapertura del percorso in 3 mesi, garantendo sicurezza e accessibilità ai residenti e ai cicloturisti. Sono circa 5 chilometri di pista ciclabile che partono dall'idrovora Augusta, ovvero alla fine della via Claudio Augusta, e passando in parte sopra l'argine e in parte a pied-argine dei fiumi Santa Maria e lo Zero. Il tratto finale del percorso, precedentemente chiuso per problemi strutturali, sarà completamente rinnovato con un nuovo tracciato che terminerà su via Sant'Eliodoro, vicino alla chiesa parrocchiale di Altino. Le modifiche miglioreranno la sicurezza, oltre ad offrire un panorama suggestivo. Sarà costruita una nuova passerella ciclopedonale in acciaio Corten su canale Siloncello, accompagnata da un sistema di illuminazione pubblica lungo il viale Alberato. In aggiunta, il percorso subirà un allargamento e una sistemazione della pavimentazione lungo l'argine sinistro del fiume Zero, eliminando irregolarità e migliorando l'esperienza complessiva dei ciclisti. I cittadini so che hanno aspettato tanto, però sappiamo bene quanto la pubblica amministrazione con i tempi di realizzazione delle opere sia complessa. Ma non ci sono soltanto le biciclette, al Lido di Venezia è ritornato anche il ciao, è una giornata davvero straordinaria. Siamo tantissimi, ci sono ciao dal 1967 in poi di tutti i modelli, ci sono anche dei modelli elaborati particolari. Il Lido di Venezia anche quest'anno si è animato di un'energia contagiosa per il terzo raduno del ciclomotore Ciao. L'evento anche quest'anno ha visto la partecipazione di decine di appassionati al motorino della Piaggio. Con un rombo gioioso i Ciao hanno invaso le strade del Lido di Venezia portando un'ondata di nostalgia e felicità. Giovani e meno giovani, tutti in sella al loro motorino, hanno condiviso risate e racconti creando un'atmosfera di pura gioia. Quest'anno la novità è stata una sosta all'isola di Pellestrina. Tra le calli e i canali i partecipanti hanno scoperto angoli incantevoli e l'autenticità di questa terra. Abbiamo raggiunto circa 140 iscritti, impensabile, un numero così. Questo raduno ha superato le precedenti edizioni, stiamo già pensando a 2025 come raduno europeo. Per raduno europeo tenteremo di portare a Venezia, ma anche a Mestre questa volta, almeno 300 adesioni. È tutto da Venezia e provincia, ma io vi aspetto per l'edizione trevigiana che apre con il nubifragio da record che si è registrato a Conegliano, quindi fra pochissimo. Intanto la sigla e poi il meteo, ci rivediamo per Treviso.